And they said that we have a small budget, but we have a very big heart, and they are loving it. They are so happy. They will start the Spanish round of the World Superbike. Allora nel 97 in Germania conobbi il signor Berrier, che era il capo della Dunlop per le gare in Europa, una persona molto forte, molto decisa, molto a volte anche autoritario, ma nel senso positivo della parola, e ci trovammo bene così. Allora gli chiesi per il 98, dici, mi puoi dare una mano per il mondiale? C'è un bel pilota, un pilota che va forte. Ho detto, quando lui vide come andavamo, mi disse, Nando, firma un contratto dove tu sei top team. Avevamo lo stesso trattamento dei top team e questo ci ha permesso ovviamente di fare certi risultati. Un aneddoto speciale ce l'ho per la gara di Albacete. Allora, c'era la Super Pole, ai tempi i piloti facevano un giro singolo da soli, noi avevamo la pole position nelle prove ufficiali. Quando mancavano 3-4 piloti prima di noi, che eravamo ormai arrivati alla fine, scesero 4 gocce d'acqua, Berrier prese 2 cerchi, corse col motorino al camion della Dunlop, tornò nel box con le gomme che aveva usato Pirovano nella Supersport, gomme scolpite, ma erano già rodate. Il segreto era quello, no? Praticamente quando salimmo gli ultimi 4-5 piloti, i tempi erano molto alti perché la pista si era un pelino inumidita, ma quando salì il mio pilota Gregorio Lavilla con le gomme Dunlop rodate da Pirovano nelle qualifiche, gli abbiamo dato 5 secondi al secondo, per dirti, sono quelle cose che incredibili. Poi la domenica, la prima man, siamo stati in testa per una quindicina di giri nel mondiale Superbike, primi per 15 giri, alla fine abbiamo finito terzi, primo Chili, secondo Corser, terzo Lavilla. E nella seconda manche, che la pista era asciutta, che ci aspettavamo di fare una grande gara, Yanagawa toccò Gregorio e sono caduti, insomma. Quindi siamo stati sfortunati perché il potenziale nostro era molto alto.